Eccoci, siamo online anche questa sera per l'ultimo dei nostri incontri di questi giovedì, insomma, che abbiamo animato come Centro Servizio Volontariato di Padova e Rovigo, nell'ambito di Padova Capitale Europea del Volontariato, e nella bella collaborazione appunto con il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali Marco Fanno dell'Università di Padova, di cui è vice direttore il nostro professor Paolo Gubitta, che questa sera è anche uno dei due ospiti. L'altro, insomma, che cambierà relativamente poco, insomma, rispetto al protagonismo che comunque ha sempre avuto il professor Gubita negli incontri scorsi, insomma, in questi dialoghi che costruiamo con delle persone che vengono a portarci pezzi di competenze, di visioni sui vari ruoli e le funzioni, insomma, delle organizzazioni. E questa sera il pezzo che proviamo ad affrontare insieme è quello proprio della gestione dell'organizzazione, vista soprattutto nella sua componente di risorse umane, quindi il contenuto più vivo, più vitale, più essenziale proprio di ogni organizzazione. Lo facciamo insieme a Bettina Simoncini, che è la responsabile delle risorse umane proprio di QAM, che è una delle organizzazioni non governative, insomma uno degli enti del terzo settore più noti e più importanti in Italia, che di recente ha compiuto gli anni anche nel corso del 2020, e con lei insomma appunto tratteremo il tema proprio dell'organizzazione, quindi della gestione delle persone, organizzare il volontariato e gestire le persone. Prima di dare la parola a Paolo e Bettina, ricordo solo che questa iniziativa rientra appunto in Padova, Capitale Europea del Volontariato, e più in particolare nel percorso Impresa e Comunità che con il Dipartimento, con il professor Paolo Gubitta, stiamo lanciando proprio come spazio di riflessione del ruolo e della relazione che c'è tra impresa e comunità nella quale l'impresa è immersa, e quindi la relazione che si può creare generativa anche tra profit e non profit nei territori. Questo ciclo di seminari lo stiamo organizzando insieme appunto al Dipartimento, è reso possibile naturalmente dal sostegno dei nostri main partner che sono Ali Supermercati, Cattolica Assicurazioni e Poste Italiane. Su questo percorso in particolare c'è anche il contributo, il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e della Camera di Commercio di Padova e di Unicredit. Ecco, dentro questa cornice appunto abbiamo proposto questo ciclo di seminari. Questa sera è l'ultimo appuntamento, ma poi avremo modo di scambiarci riflessioni che apriranno al futuro di questo cammino che abbiamo appena iniziato. Allora, prima di entrare nell'argomento con la nostra ospite speciale della serata, Bettina Simoncini, do parola a Paolo, come sempre, che però questa volta, oltre che ai saluti soliti, ti chiedo di introdurre il tema e entrare subito nei contenuti. A te la parola, Paola. Grazie a Nicolò, grazie a Bettina di aver accettato l'invito e buonasera a tutti e a tutte. E come diceva Nicolò, io in questo seminario metto due cappelli. Il primo è quello di rappresentare il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendale, che è partner dell'iniziativa, e anche di introdurre il tema e adesso provo a condividere delle slide, con qualche riflessione che ho intitolato non solo per denaro. E spero di dedicarci 5-6 minuti, 7, per non portare via troppo tempo a Bettina e
alla sua esperienza di manager delle persone all'interno di un'organizzazione del terzo settore che fa del lavoro del volontario, delle volontarie, un elemento distintivo e qualificante, ma anche abbastanza specifico. Allora, non solo per denaro è il titolo di questa mia brevissima comunicazione. Comincio con una domanda che più di qualcuno mi ha fatto in questo periodo, no? E più di qualcuno mi ha chiesto, ma tu cosa c'entri con il volontariato rivolto a me? E perché in effetti io mi sono sempre e continuo a occuparmi solo di imprese. Quindi da certi punti di vista non c'entro assolutamente nulla con il volontariato, con il sistema del volontariato. Dall'altro però ci sono alcune evidenze scientifiche ed empiriche che dimostrano che chi continua a pensare che il volontariato sia, potremmo dire, un segmento di cui si possono occupare solo poche persone iperspecialistiche del settore, ecco, questa idea è un'idea, potremmo dire, un po' desueta, un'idea o una concezione del rapporto tra il volontariato come espressione del variegato mondo del non profit e il mondo del profit come due entità separate, ecco, è un'idea che appartiene al Novecento e che nei primi 2 decenni di questo millennio la comunità scientifica ha lentamente superato. Infatti è abbastanza diffusa la convinzione, l'idea che le organizzazioni stanno sempre più, in maniera più o meno veloce, migrando dai due estremi. Da un lato le organizzazioni for profit che lavorano soltanto per chi rischia e dall'altro le organizzazioni non profit, ecco, questi due estremi si stanno lentamente più che avvicinando, stanno ibridando alcune loro modalità di gestione verso quelle, assumendo le fattezze di quelle che vengono definite le organizzazioni ibride, dove per organizzazione ibrida non si intende una realtà che non è né carne né pesce, né for profit né non profit, ma sono delle organizzazioni che adottano stili e modelli di gestione che, se volete, prendono il meglio dell'una e dell'altra parte. Allora, ciò detto, io mi sono avvicinato a questo mondo quasi per caso. Nel dicembre 2006 lessi un articolo che, cara Bettina, parlava esattamente del QAM, che io all'epoca non conoscevo, ero arrivato ad abitare a Padova da poco tempo e mi colpì quello che scrivevano in questo articolo, tanto che chiamai il QAM, mi feci passare Don Dante Carraro e dissi a Don Dante, che all'epoca era ancora il vice direttore, non il direttore del QAM, dissi a Don Dante, ma perché non vieni a parlare a un gruppo di imprenditori? E così il 9 di febbraio del 2007 Don Dante venne. Don Dante è questo sono io, sono passati dal 2007, 9 febbraio 2007 ad oggi sono 14 anni fa, e Don Dante fece una strepitosa lezione di strategia, di organizzazione e di gestione del personale a una trentina di imprenditori e imprenditrici, dimostrando con la sua esperienza e con la sua verve anche didattica, se volete, che questa idea della separazione è un'idea ampiamente superata. Da quell'incontro sono nate varie esperienze di collaborazione tra il sistema delle imprese e il sistema del volontariato, del terzo settore in generale. Qui presentammo al QOA un film che era stato prodotto e che raccontava la storia del QAM. Qui imprenditori, Filippo e Giambattista, che a Tosamaganga trasferiscono il valore generato dall'impresa e lo portano dentro il volontariato, ma oltre a queste esperienze puntuali, l'idea che la separatezza tra mondo for profit e mondo non profit sia reale, questa separatezza continua ad essere, il fatto che
questa separatezza sia sempre più superata è anche rappresentato dal movimento del B Corp e da diverse esperienze anche nel nostro territorio in cui le imprese utilizzano il lavoro gratuito di alcuni o di alcune collaboratori e collaboratrici interne per metterle a disposizione del territorio, superando nei fatti la separazione, la separatezza di cui vi ho fatto cenno all'inizio. Allora, all'interno di questo quadro, e quindi il dicembre 2006 come elemento di rottura, se volete, anche nel mio percorso scientifico, e la lampadina che si accende che dice i due mondi non sono separati, c'è un'altra esperienza che mi ha abbastanza segnato e che mi porta dritto dritto a Bettina. Qualche anno dopo mi imbatto in questo libro che si intitola proprio Non solo per denaro. Il sottotitolo bellissimo, oltre alla copertina, le motivazioni disinteressate dell'agire economico. Perché è interessante questo libro e ci porta a pie pari dentro il nostro argomento, l'organizzazione e la gestione del capitale umano e delle persone all'interno delle organizzazioni del volontariato? Perché in questo libro si analizzano le ragioni e le implicazioni gestionali che spiegano perché ci sono delle persone che intraprendono delle azioni, tengono dei comportamenti, investono il loro tempo, mettono a disposizione il loro sapere, le loro relazioni, le loro competenze per il solo piacere di farlo per sé e soprattutto per gli altri. Allora, questa idea che ci siano delle persone che dentro le organizzazioni lavorano non per uno stipendio a fine mese è promettente dal punto di vista dell'interesse, dal punto di vista dello studio, ma anche delle implicazioni gestionali. Perché? Perché ad esempio è necessario, e poi Bettina ci dirà come si fa, trovare delle soluzioni gestionali di management per alimentare la cosiddetta willingness to cooperate, la volontà, la disponibilità a partecipare, per alimentare atteggiamenti di lealtà e di solidarietà, per spingere le persone ad adottare orientamenti di gruppo, di teamwork, di collaborazione con gli altri, con logiche, con finalità che non sono le finalità stipendiali, le finalità economiche, reddituali che caratterizzano le persone come me quando lavorano, ma per altre ragioni. E questa è una sfida, cara Bettina, che poi lascio a te raccontarci come viene gestita. Un secondo tema molto interessante, molto sfidante sul piano scientifico e gestionale è ridurre il rischio che la motivazione estrinseca, cioè portarsi a casa uno stipendio, estrometta la motivazione intrinseca delle persone. Cosa vuol dire questo? Vuol dire evitare di gestire in maniera impropria i volontari o le volontarie e le persone che dentro l'organizzazione di volontariato ci lavorano, ecco, evitare che focalizzandosi solo sui volontari, sulle persone che fanno il lavoro volontario o solo sugli altri, si estrometta, si riduca la propensione alla cooperazione, l'atteggiamento di lealtà, di solidarietà e lo spirito di gruppo. Terzo elemento che riguarda tutte le organizzazioni, ma soprattutto le organizzazioni di volontariato, è sostenere comportamenti di cittadinanza organizzativa. Cosa vuol dire sostenere comportamenti di cittadinanza organizzativa? Vuol dire adottare politiche di gestione che spingono, favoriscono l'adozione di comportamenti che sono funzionali allo scopo dell'organizzazione, ma non sono formalmente richiesti, formalmente riconosciuti e formalmente ricompensati in maniera monetaria o non monetaria. Quindi creare le condizioni affinché le persone all'interno dell'organizzazione, nel caso specifico di volontariato, ma questo succede in tutte le organizzazioni, dicano: mi faccio carico di una decisione, di un comportamento o di un'azione che non mi è formalmente richiesta. Se volete, va fuori dal mio mansionario. Ecco, gestire tutte queste cose è estremamente difficile, estremamente sfidante. Bettina ci dirà come lo fanno all'interno di Medici con l'Africa QAM, ma prima di darti la parola, Bettina, vorrei aggiungere un paio di altre considerazioni velocissime. All'interno delle organizzazioni di volontariato le persone
mh, hanno come driver, come linea guida, comportarsi in maniera appropriata, perché il loro desiderio di tenere dei comportamenti non per sé, ma per gli altri, li fa star bene. Allora tu dovrai spiegarci in qualche modo come si fa, come si crea questa propensione, questa willingness to cooperate e questo desiderio di restare disponibili all'interno del contesto organizzativo. L'altro aspetto è che le persone, anche nel volontariato, il volontariato non è il mondo dei praticoni, è il mondo del management applicato al bene comune e quindi è necessario creare le condizioni di competenza, di contesto organizzativo affinché le persone diano la prestazione gradita, la prestazione attesa e ricevano qualcosa in cambio, delle ricompense prevalentemente intrinseche che però devono essere definite e devono essere comunicate e devono essere percepite come eque. Allora chiederemo anche a Bettina come si può ottenere questo risultato. Infine, e chiudo, alcune criticità. Nelle organizzazioni di volontariato non ci sono solo le persone che fanno volontariato, come dicevo prima ci sono anche le persone che costruiscono la loro vita professionale all'interno di queste organizzazioni e allora è necessario capire come gestire le varie esigenze della collaborazione e ad esempio quando le persone che vogliono fare volontariato, che hanno questa willingness to cooperate, che è il fuoco dentro che spinge, quando si candidano capire come si può dir di no a una persona che vorrebbe fare ma non ha le caratteristiche che sono coerenti con gli obiettivi dell'organizzazione. Come si coordinano i team di persone che fanno volontariato? Come si danno più che delle ricompense, diciamo, come si creano i percorsi di carriera e soprattutto se e come anche in queste organizzazioni si possono interrompere i rapporti di collaborazione, ancorché ispirati al bene comune, ma non funzionali al raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione. Ecco, tutto questo è non solo per denaro, è la ragione per la quale abbiamo messo in piedi questo percorso ed è la ragione per la quale adesso chiederemo a Bettina tutti questi o gran parte di questi fattori come si gestiscono all'interno di un'organizzazione complessa, internazionalizzata come nessun'altra, che è Medici con l'Africa QAM. Grazie. Bettina, solo un secondo prima di passare parola, per ricordare a chi ci sta seguendo che è sempre aperta la possibilità di commentare sotto il video sia su YouTube che su Facebook, in modo tale che appunto l'interazione tra noi tre diventi un'interazione anche con più persone che ci stanno seguendo. Insomma, è interessante poter approfondire quello che coglie l'attenzione e la curiosità delle persone che ci stanno seguendo. E beh, insomma, carne al fuoco penso che ne abbia messa parecchia Paolo. E, non saprei neanche da dove partire per chiederti qualcosa, Bettina, quindi direi che andiamo veramente a ruota libera rispetto a tutti l'insieme di spunti e riflessioni. Da parte mia aggiungo non solo il volontariato e il terzo settore hanno a cuore tutti questi elementi, ma sempre di più l'impresa in quell'ottica da cui è partito Paolo nella sua prima slide, cioè dell'ibridizzazione. Quanto è diventato importante per l'impresa profit dare un senso, una direzione all'impegno anche lavorativo delle persone. Cioè, il contratto di lavoro e la retribuzione economica sono diventati sì, aspetti imprescindibili, importantissimi per l'inizio di una collaborazione professionale, ma assolutamente sempre più marginali rispetto invece al contesto, ai valori, insomma, all'ingaggio che una persona può sentire rispetto anche alle cause che porta avanti un'impresa, per quanto profit. Parola a Bettina, a ruota libera riprendiamo il ragionamento. Bene, buonasera a tutti, grazie per essere stata invitata. Come dicevate, carne al fuoco ce n'è molta, quindi cerco anche di non disperdermi troppo e semmai mi riportate nei binari.
Ecco, un po' come mi aveva detto Paolo al telefono, era l'idea un po' quella di capire come gestiamo, ecco, le varie fasi appunto del management delle risorse umane all'interno di Medici con l'Africa QA. Allora, prima di iniziare farei una premessa che credo sia quella che poi permette un po' di inquadrare le varie fasi. Ecco, per Medici con l'Africa QAM le risorse umane sono il fulcro, ecco, il fulcro dell'agire in Africa. E a queste risorse umane noi chiediamo una sfida importante, e cioè quella di saper coniugare quelli che sono i valori fondanti dell'organizzazione, che in sintesi mi sento di dire uno spirito di servizio e un senso di solidarietà, ad un'alta professionalità. Ecco, come diceva Paolo prima, il mondo del volontariato non è il mondo dei praticoni. Io parlo di Africa perché l'Africa l'ho conosciuta, perché ci ho lavorato 10 anni e perché tuttora sto lavorando, anche se non più in Africa, per e con l'Africa. L'Africa ha bisogno di competenze tecniche di alto livello. Io sono convinta che tutto il mondo del volontariato abbia bisogno di competenze specifiche, professionali, di alto livello. Se vogliamo veramente che il nostro agire, spinto da un mondo valoriale, abbia un impatto, faccia del bene, ecco, incida sul bene comune. Ecco, ho fatto questa brevissima premessa perché credo che poi quello che dico un po' delle varie fasi della gestione delle risorse umane, ecco, debba essere letta con questa premessa iniziale. Allora, da che parte inizio? Dal reclutamento, perché si parte sempre da lì. Direi Bisogna proprio di cercare sì. Direi proprio di sì, perché se riusciamo a creare proprio il flusso di gestione dal momento del reclutamento, della selezione e anche della proposta di valore che l'organizzazione di volontariato, perché questo, Bettina, come ci siamo detti, no? Idealmente se c'è se e ci sono o lo vedranno dopo le persone, io sono l'ho già detto più volte, il presidente di un'associazione di volontariato. O comunque in sedicesimi, finché vuoi, ma ce l'ho il tema di attirare le persone, certo. le devo in qualche maniera selezionare perché non posso mica prendere chiunque, no? No. Ecco, allora come lo fate voi? Che dovete combinare solidarietà con alta professionalità, che fa anche rima, no? Quindi... Ecco. Sì, la rima non mi piace tanto, ma è venuta. No, comunque, a parte la battuta, sì, è proprio questa la vera sfida. Va bene, il reclutamento. Allora, per iniziare un reclutamento bisogna avere una chiarezza di chi abbiamo bisogno. Ecco, dico una cosa scontata, ma è da lì che dobbiamo partire. Quindi, nel nostro caso specifico, le indicazioni dei profili di cui abbiamo bisogno ci vengono da chi elabora i progetti. Per chi non lo sa, il QAM si occupa di sanità, quindi noi abbiamo bisogno prevalentemente di personale sanitario. Quindi da chi scrive i progetti ci viene l'indicazione del dire: abbiamo bisogno medici ospedalieri per le cure primarie, ma abbiamo bisogno anche di manager che fanno gestione ospedaliera, abbiamo bisogno di medici per la medicina sul territorio, abbiamo bisogno di professionisti di diverse discipline con competenze formative perché lavoriamo anche all'interno delle università. Ecco bene, la chiarezza di chi abbiamo bisogno. Una volta che c'è questa chiarezza e una programmazione delle risorse umane, bisogna andare a cercarle. Allora, noi le cerchiamo in primo luogo in quello che noi chiamiamo il pool dei rientrati. È il capitale del QA, è il capitale umano del QA ed è il capitale più prezioso proprio perché il nostro agire, ho detto prima, il fulcro del nostro agire sono le persone. Chi sono queste persone? Sono persone rientrate dall'Africa, cioè che hanno lavorato con noi 1, 2, 3, 10 anni. Anch'io sono stata una di queste dentro al pool.
che sono andata, sono tornata, poi mi ha richiamato. Benissimo, quindi questo è il primo bacino dove andiamo a pescare, perché questo è chiaramente un valore aggiunto grandissimo, no? Quello di avere persone fidelizzate che sono disponibili a ripartire. Però un'organizzazione ha bisogno anche di nuove risorse umane, perché questa è la vita di un'organizzazione, non rimanere chiusi con chi si ha. E quindi, ecco, qui è importante, quindi dove andiamo a cercare all'esterno? Andiamo a cercare là dove pensiamo che questi profili ci siano, quindi non so, dalle associazioni di categoria alle università, pubblichiamo le vacancy su siti internazionali legati al mondo della cooperazione, partecipiamo a convegni scientifici. Certo è che quando ci si apre all'esterno bisogna cercare di veicolare in modo chiaro il messaggio. Cioè, io non vado a cercare un medico come può cercarlo un ospedale in Italia. Cerchiamo la stessa figura, ma abbiamo un qualcosa che ci differenzia, e quel qualcosa che ci differenzia è quel mondo valoriale che vuole essere fattore qualificante del nostro agire. Bene, allora si raccolgono i curricula, si fa lo screening dei CV, come si fa dappertutto, e si fa una lista dei candidati da selezionare e si iniziano le selezioni. Bene, allora nella selezione noi, vabbè, tutti sappiamo che la selezione è un processo delicato e anche complesso. E che cosa andiamo a cercare di indagare, ecco, in questi incontri, in questi colloqui di selezione? Allora, vabbè, si deve cercare di sondare le caratteristiche individuali della persona che hai di fronte. Per semplicità raggruppo le caratteristiche in tre e poi mi soffermo su una. Allora si va a sondare le caratteristiche professionali, le caratteristiche che io chiamo più pratiche, e poi vi dico quali sono, e le caratteristiche più prettamente personali. Mi fermerò poi su quelle più personali, visto che parliamo proprio di risorse umane. Allora, le caratteristiche professionali, lo dice il termine stesso, bisogna indagare l'ambito tecnico. Abbiamo detto che l'ambito del volontariato è un ambito che ha bisogno di professionalità e di competenze. Quindi noi cerchiamo di capire se le competenze che la persona che abbiamo davanti ha acquisito sono rispondenti ai bisogni di quella posizione che dovrebbe andare a ricoprire. Le caratteristiche, questo vado veloce, le caratteristiche pratiche, che però sono anche importanti, sono quelle del dire quanto tempo metti a disposizione per lavorare con noi. Tu sei disponibile a partire per un anno? Noi chiediamo sempre periodi abbastanza lunghi per l'approccio che abbiamo, adesso non mi dilungo perché sennò divago troppo. Sei disponibile? Sì, no, hai bisogno, che so, di aspettativa sul lavoro? Se in Italia esiste una legge che la tutela, parti da solo, parti con la famiglia. E poi ci sono le caratteristiche personali. Ecco, io prima di tutto mi sento di parlare di motivazione. Ecco, questa va indagata, a mio parere, in modo profondo. Non è semplice, ma bisogna farlo, perché la motivazione è l'elemento costitutivo, a mio parere, ma non è a mio parere, cioè è nella letteratura, del lavoro in ambito umanitario. Cioè in ambito umanitario, appunto, non è solo per denaro, quindi in ambito umanitario non si parte per aspetti economici o per carriera. Ecco. E quindi l'elemento costitutivo diventa la motivazione. In ogni lavoro esiste una motivazione, ma appunto la differenza la fa che qui la dimensione valoriale diventa il fattore qualificante e significativamente distintivo dell'agire. Ecco, questo mi sembra forse la differenza, diciamo, più profonda, ecco, che c'è tra il profit e il no profit. Come si indaga la motivazione? Allora, si deve partire, a mio parere, ecco, da un ascolto
attento e profondo, che non è solo l'ascolto di quello che la persona sta raccontando, ma è un ascolto della persona nel suo insieme. Provo a spiegarmi meglio. Cioè, noi cerchiamo di comprendere qual è l'equilibrio e se c'è un equilibrio tra le aspettative della persona e i suoi bisogni interiori. Mi spiego un po' meglio. La motivazione ha quasi sempre degli aspetti razionali, di consapevolezza. Vorrei partire perché ritengo di poter essere più utile in Africa dove i bisogni sono maggiori. Ecco, questo è un elemento di consapevolezza. La motivazione ha anche sempre degli elementi di bisogni interiori. Allora, l'equilibrio, è importante capire questo equilibrio. Il bisogno interiore può essere anche non sto bene dove sto, vado in Africa perché là c'è bisogno, ma c'è un equilibrio tra queste due cose o prevale il mio non star bene? Perché io dico a tutti, se non si sta bene qui, non si deve partire. L'Africa non risolve i problemi. Ecco, quindi quando dico che andare a fondo della motivazione è il capire, non si giudica la motivazione. Le motivazioni possono essere varie, c'è chi parte per motivi religiosi, c'è chi parte per un senso di solidarietà, per un senso di responsabilità sociale. Quindi non è il tipo di motivazione, ma quello che bisogna capire è quanto è radicata la motivazione, perché poi è quella che ti tiene in piedi quando sei sbattuto dalle onde, ecco, e quale equilibrio c'è tra i tuoi bisogni interiori e quello che hai e la consapevolezza della tua motivazione. Infine, capire se c'è un punto di incontro tra le aspettative valoriali e professionali della persona e quelle dell'organizzazione. Ecco, direi che questo è il punto centrale per noi della selezione, oltre agli altri aspetti che ho detto, ma mi sono più concentrata sull'aspetto, ecco, proprio della persona e della motivazione. Ti capita di dir di no? Ti capita di dire non sei adatto? Sì. Capita di dire di no. Capita di dire di no. Capita di dire di no. Non è facile. Non è facile proprio perché questo mondo è, non so bene come definirlo, cioè per alcuni versi non si discosta dal mondo del profit, cioè voglio dire, la gestione delle risorse umane prende tantissimo del mondo del profit, non è che facciamo cose diverse, però ha all'interno anche tutta quella dimensione che non so, rende forse anche più vicino il rapporto con la persona, per cui a volte diventa difficile. Però io credo che sia doveroso farlo se si capisce che una persona non va bene. È doveroso farlo per me in primis per la persona ed è doveroso farlo per i beneficiari che dovrebbero appunto lavorare con questa persona ed è doveroso per l'organizzazione. Ok, un ultimo tema che secondo me dal punto di vista gestionale è rilevante. Quanto più aumenta il valore percepito dell'esperienza presso un'organizzazione di volontariato, qualsiasi essa sia, da quella del paesello alla Magical Africa Cuam a qualsiasi altra organizzazione, quanto più tu aumenti, quanto più diciamo il sistema sociale riconosce valore all'esperienza presso l'organizzazione di volontariato, tanto più questo aumenta la disponibilità a partecipare. Certo. Questo potrebbe portare, lo vediamo bene quando si fanno le assunzioni diciamo nell'ambito pubblico, che per job molto magari di valore intrinseco limitato si presentano centinaia di migliaia di persone. Ecco, allora nel caso specifico dell'organizzazione di volontariato potresti avere un grande flusso di candidature che aumenta il tempo e le risorse da dedicare al processo di reclutamento e selezione, che poi influenza l'efficacia dell'agire dell'organizzazione di volontariato. Allora, uno dei modi, si dice, per limitare questa pressione sull'organizzazione è che le persone si autoselezionino.
cioè che la comunicazione sia così, diciamo che sia formulata in maniera adeguata per spingere le persone a farsi la riflessione prima da sole, no? Prima di candidarsi, in modo tale da... Ecco, questo è un problema che voi avete, è un tema che gestite, che non avete mai gestito, che fa parte integrante, che so, della definizione dei job, non lo so, ecco, su questo... Sì, allora, il tema, l'autoselezione c'è nel momento in cui tu, appunto, come dici tu Paolo, più chiaramente veicoli il tuo messaggio e più la persona che ti contatta è quella persona che si sente essere in sintonia con quello che tu hai comunicato. E quindi chi non è interessato al messaggio che tu comunichi non si presenta. Ecco, non si presenta. Quindi noi viviamo in realtà questo fattore, quindi rarissimamente ci capita di trovare persone che non c'entrano niente, diciamo, con il nostro mondo, perché c'è appunto un'autoselezione che però non è sufficiente, soprattutto nel mondo di oggi dove cioè l'invio di un CV lo fai al di là di qualsiasi, al di là della posizione di quello che cerchi, ecco. Quindi capita comunque appunto di avere la necessità di dire di no. Ecco. Però il tema dell'autoselezione è verissimo, è importantissimo il messaggio che si veicola, ecco, lo dicevo a proposito del reclutamento quando lo apriamo all'esterno. Ecco. E quindi una volta Bene. passata la fase della selezione, del reclutamento, Sì. inizia poi la fase invece della gestione, diciamo, dell'organizzazione. Certo. Quindi, e che Certo. naturalmente ha in sé, porta dentro anche tanto di questi aspetti anche di motivazione, quindi una carica anche di aspettativa probabilmente anche delle persone che entrano in un'organizzazione, anzi no, senza probabilmente, insomma No, sappiamo che è così, sicuramente, certo. ecco. E quindi immagino che anche il tema dell'organizzazione, poi del day by day, come si dice, insomma, debba tenere conto anche di questi aspetti di motivazione che continuano a rimanere rilevanti non solo nella selezione ma anche nella gestione continuativa delle attività e che magari a volte possono anche generare uno scollamento tra quello che sono le aspettative che una persona proietta nel momento in cui si immagina volontario o operatore all'interno dell'ente e quello che poi magari è la pratica quotidiana del lavoro che si trova a fare e quindi questo scollamento magari può andare a sgonfiare un po' quella motivazione iniziale, determina poi delle complessità organizzative ulteriori, insomma, ecco, la gestione di tutto questo, di questa complessità, come avviene nella tua esperienza, Bettina, nell'esperienza di QAM? Allora sì, è vero che è complessa. La nostra organizzazione ha proprio una particolarità che forse la rende ancora più complessa, nel senso che noi abbiamo una sede di lavoro a Padova, dove c'è del personale che lavora, che si occupa di progetti, di amministrazioni, di risorse umane come me, di comunicazione, di fundraising, e questa è la sede del QAM di Padova. Poi abbiamo sedi di lavoro in ogni capitale del paese africano in cui lavoriamo, che chiamiamo sede di coordinamento. E poi abbiamo le sedi di progetto, cioè dislocate nel paese, ci sono più sedi in cui sono presenti i cooperanti del QAM a lavorare. Quindi abbiamo una complessità perché abbiamo più sedi, ma non è solo l'avere più sedi, ma più sedi con ruoli diversi, anche se poi l'obiettivo ultimo ci accomuna, ma i ruoli sono diversi perché il mio ruolo al QA è quello di gestire le risorse umane, il pediatra che sta a Irol in Sud Sudan cura i bambini di Irol. Quindi sedi diverse, geograficamente lontane, con attività e obiettivi del quotidiano molto diversificati.
Quindi tenere insieme questa baracca, baracca è brutto, ma dire tenere insieme tutto questo complessità non è semplice, non è semplice. Allora, la cosa veramente, secondo me, che ci aiuta e che è importante fare e che non sempre riusciamo a fare, però tendiamo, è quella di avere una chiara definizione dei ruoli e della catena di responsabilità. Ecco, anche questo appunto non si discosta dal profit, voglio dire, quindi importiamo tantissimo dal profit, No, perché il scusa Bettina, volontariato non improvvisa. è esattamente quello che cioè, volevo dire prima. C'è la trasferibilità di Sì, alcune sì, pratiche di gestione delle risorse umane. Cambia, se vuoi, l'ispirazione valoriale o certo, il fine ultimo, però da certo punto di vista, in certo. un dettaglio, la tecnicalità è abbastanza Sì, sì, simile. sì, certo, certo. Quindi questa chiara definizione di ruoli e della relativa catena di responsabilità. Quindi vi do un esempio semplice giusto per capire. Quindi nel paese africano, in Angola, ma in Sud Sudan, in qualsiasi paese dove siamo, ecco, esiste una sede di coordinamento che sta in capitale, dove lavora il rappresentante paese del CUAM, che è sostanzialmente il delegato del direttore, quindi è il responsabile di tutti i beni, mobili, immobili, delle attività del CUAM in quel paese. Poi ci sono diverse sedi di progetto. Allora, il paese ha un'organizzazione di lavoro che ha una sua autonomia nell'operatività quotidiana, perché non starebbe in piedi, non avrebbe neanche senso che chi sta lavorando nell'ultimo miglio sperduto risponda a me, che sono a Padova. Quindi abbiamo organizzato in questo modo il paese. Quello che però noi dobbiamo stare attenti a non perdere è il legame tra la sede di Padova e il paese, perché è la sede di Padova che deve garantire quel supporto organizzativo a chi sta lavorando sul campo. Ed è un supporto sia da un punto di vista, sempre i due aspetti, da un punto di vista tecnico professionale ed è un supporto alle risorse umane. Ecco, le risorse umane, e mi fermo più sul supporto organizzativo alle risorse umane, visto che stiamo parlando di risorse umane. Ecco, io credo che chi parte, ecco, abbia veramente una grande opportunità. È l'opportunità di conoscere, di crescere, di svilupparsi sia personalmente che professionalmente. Ma in questa opportunità ci sono insiti dei rischi. Allora, un nostro cooperante ha definito il lavoro in Africa un privilegio difficile, che poi è diventato anche il titolo di un libro che ha scritto Paolo Rumiz sul QAM. Ecco, è una sintesi secondo me molto che ci aiuta a comprendere. Allora, perché c'è bisogno le nostre risorse umane hanno bisogno di un supporto costante? Perché vivono in realtà di povertà, vengono a contatto con, ad esempio, con la morte molto più frequentemente rispetto a quello che un personale sanitario vede in Italia e soprattutto viene a contatto con la morte magari dei bambini per malattie che da noi sarebbero molto curabili. Quindi anche, poi non so, lo stile di vita diventa essenziale. Noi scegliamo proprio per mission questo che chiamiamo ultimo miglio, cioè le aree rurali. Nelle aree rurali dell'Africa non c'è niente in termini di possibile svago, qualche diversivo. La vita diventa essenziale perché si vive del lavoro che si fa, si vive delle relazioni con il team nel quale si è inserito, si vive delle relazioni col personale locale, basta. Eh, a volte c'è la difficoltà dell'incontro-scontro tra le culture.
vi faccio sempre, resto nell'esempio sempre in ambito sanitario perché è quello che facciamo. Quante volte sento dire ai nostri medici, ma quante volte l'ho provato anch'io, a fronte di un'emergenza, di un'urgenza, noi siamo abituati che si scatta e si va. Il personale sanitario in Africa questa prontezza non ce l'ha quasi mai. E capite che sono cose che disorientano un po' le persone. Sono solo esempi qua e là. Le persone si trovano a lavorare nei team, ma è non è solo un lavoro nel team che tutti noi facciamo. Quel team lì diventa alla fine le persone che hai anche al di fuori del lavoro non le hai scelte, possono nascere amicizie profonde, possono esserci degli attriti che arrivano anche a volte a dei conflitti. Quindi tutto questo è per dire che nell'organizzazione del lavoro, io parlo appunto per la complessità un po' nostra, ecco, io credo che il supporto organizzativo sia un elemento essenziale, imprescindibile, cioè l'errore più grosso che si potrebbe fare è quello che la persona si senta abbandonata. Quindi bisogna, per due motivi, per prevenire burnout, attriti, conflitti e per nutrire la motivazione. Cioè, la motivazione, non basta lo slancio della motivazione che ti fa partire. La motivazione va nutrita nel corso del tempo. Ci deve essere un qualcosa che fa sentire il cooperante rispettato, valorizzato. Si deve generare una sorta di commitment affettivo, mi viene da dire, per queste situazioni che noi viviamo. Quindi l'ascolto e la relazione diventano, sì, diventano essenziali. E come accennava prima Nicolò, capita anche che nel corso del tempo si colga un disallineamento. Capita, capita. È per quello che questo supporto organizzativo deve essere costante, perseverante, presente, perché l'importante sarebbe prevenire il disallineamento. A volte ce la si fa, a volte no. A volte. Bettina, scusami, insomma, molto, molto chiaro tutto il ragionamento. Io, tra le altre cose, insomma, ho avuto 6 anni fa, sono stato giù a Volisso, Sì? al progetto di Volisso, quindi sono arrivato ad Addis Abeba proprio con voi, col QAM Medical Africa, sono stato giù a Volisso e ho visto sia l'ospedale sia i punti nel territorio. Quello che tu stai dicendo, quindi il fatto che la squadra, il team, è un team che non ti scegli, che rappresenta la tua rete amicale per un periodo Sì? più o meno lungo, ed è quella. E quindi pone un problema, ad esempio, di gestione dentro, Sì? non dico dei conflitti, ma insomma, puoi anche arrabbiarti, Sì. ma sai che devi in qualche maniera ricucire perché non hai alternative, no? Allora, dentro sistemi di questo tipo, proprio alla luce delle cose che abbiamo detto all'inizio, che l'hai detto tu, insomma, solidarietà abbinata ad alta professionalità, si può presentare in maniera, anche se hai fatto la selezione benissimo, no? Si può presentare la necessità di interrompere la collaborazione. Allora, Sì. questo dentro l'impresa for profit in alcuni casi si delega a professionisti perché magari si è avuto un rapporto importante con delle persone, però si dice si è esaurito il ciclo di collaborazione, che è una cosa, non dico normale, però tecnicamente
possibile, ci stanno le cose, cambiano i miei obiettivi, cambiano le esigenze dell'organizzazione. Allora penso che dentro un'organizzazione di volontariato, qua guardo anche Nicolò, che tu rappresenti dicendo servizi volontariato, quindi dire a una persona, guarda, può bastare, può bastare, no? Ecco, questo penso che dal punto di vista non, cioè, non auspico che venga fatto spesso naturalmente, ma penso che sia una competenza che chi ha la responsabilità di coordinare e dirigere un'organizzazione di volontariato in qualche modo debba sviluppare, debba mettersi nell'ottica di dire devo capire come si fa. Io sarei in difficoltà. Io Paolo sarei in difficoltà, poi non opero nel mondo del volontariato, per cui non conosco neanche bene tutte le dinamiche, però istintivamente mi verrebbe da dire, sai, dir di no a qualcuno che ti mette a disposizione la willingness to cooperate, mi sta difficile. Come si fa? È doloroso, difficile e doloroso. Allora, mi viene da dire un po' questo. Allora, intanto bisognerebbe veramente cercare sì, di prevenire, cioè di non arrivare a questi punti. Però è anche vero che può capitare, perché può capitare perché magari si è anche, che so, non si è conosciuto così bene a fondo la persona, i cosiddetti falsi positivi, non so come chiamare, e allora magari si Hai fa partire usato la parola, qualcuno. non volevo usarli io, falso positivo, falso negativo, No, ma ma lo usi vabbè, tu, perché mi fa molto vabbè, piacere. mi viene Sì. per dire che a volte veramente non si è conosciuta la persona così nella sua profondità e quindi si può aver sbagliato. Ma d'altro canto può anche essere invece che la persona in realtà fosse adeguata e idonea al ruolo, alla posizione, ma poi magari sul campo, proprio per tutti quei fattori che vi ho un po' presentato prima, abbia una reazione, abbia reazioni inaspettate e quindi a un certo punto le cose non funzionano più. Ecco, diciamo che per fortuna la casistica è limitatissima, cioè non ci capita spesso, non ci capita spesso. Diciamo che quando capita, in quei rari casi in cui è capitato, capita per aspetti, diciamo, comportamentali, rispetto a quello stile di presenza che, vogliamo avere e su cui non abbiamo tolleranza, ecco. Non capita tanto per aspetti strettamente professionali tecnici, non perché non ci siano magari delle carenze, ma queste carenze possono essere supportate, possono essere in qualche modo compensate. Quindi come si fa? Cioè, si fa, secondo me, proprio ancora una volta attraverso la relazione e il dialogo. Cioè, non si può nel nostro caso, dove si vogliono creare dei rapporti che vanno al di là del semplice rapporto lavorativo, non si può mandare una lettera di licenziamento, tanto per semplificare. Quindi, Mi è quindi è chiaro. il E scusa, dialogo. certo, Bettina, c'è una persona che ci sta seguendo, l'amico Andrea Schiavon, padovano, ma insomma, che adesso vive a Torino, eh, giornalista che ci chiede, oltre che doloroso, con quali conseguenze rispetto agli altri collaboratori? Primo elemento. Quindi la percezione di perdita del valore del clima organizzativo. E seconda cosa che chiede sempre Andrea Schiavon è il rispetto alla reputazione dell'ente. Ecco, questa cosa, quindi come l'interruzione poi si può Sì, sì, ho tradurre. capito. Ecco, questo ancora una volta per il Cuoma, ma poi io nella mia testa lo trasferisco all'organizzazione di volontariato magari locale che si trova in un mercato, in un territorio delimitato appunto a perdere. Quindi la collaborazione, il rapporto rispetto agli altri collaboratori e rispetto alla reputazione dell'ente. Vai Bettina. Allora, parto da questo secondo aspetto. Allora, rispetto alla reputazione dell'ente, io mi sento, almeno pensando ai rarissimi casi che abbiamo avuto, non così
diciamo, preoccupata, nel senso che se si riesce, ed è quello che bisogna cercare di fare, essere trasparenti e portare le ragioni e quindi non colpevolizzare, non recriminare, e questo diventa importantissimo, ma semplicemente, o semplicemente tra virgolette, ecco, mettere sul tavolo le, così verificando uno scostamento, ecco, io credo che non abbia delle ricadute negative sull'ente, perché è anche un segno di serietà, cioè se non siamo più allineati, se non abbiamo più, per X motivi, non riusciamo più tanto a credere mh, sì, dobbiamo credere insieme in quello che facciamo, e forse, ecco, la vita è grande, le strade sono tante, e forse è il momento che intanto ci separiamo per un po'. Ecco, se la cosa va condotta, se è condotta così, io non vedo particolari ricadute negative sull'ente. E la stessa cosa vale per i collaboratori di team, perché tutto dipende da come in realtà si imposta questa fine di collaborazione. E come dicevo prima, se c'è un disallineamento, soprattutto nello stile, ripeto, perché le carenze tecniche in qualche modo si compensano, allora sono gli stessi collaboratori di team che avvertono e che percepiscono questo allontanamento da quello stile che vogliamo avere. Quindi alla fine io credo che allora sì, è proprio è complesso, ma se gestito in modo il più possibile trasparente, con quella argomentazioni che dicevo, che non vanno a giudicare o a condannare, ecco, Non è così, non è cioè si può gestire. si può gestire, cioè sì, perché alla fine mi vengono in mente rarissimi casi veramente, però sono stati vissuti come serietà dell'organizzazione, cioè la decisione presa è stata vista come indice di serietà. Certo, un'ultima cosa, Nicolò, se posso, posso sì. chiedere, per non andare troppo, insomma, siamo a 57 minuti, quindi abbiamo ancora qualche Sì, minuto. sì. E tu sei nata medico? No. Io Tu, sono nata medico, non perfetto, nata, ma no, diventata insomma, medico. tu sei nata volontaria medico. Nata col camice. Sì, sì, sì. Allora, io sono un medico e infatti No, no, ma sono partita con lasciami, il tuo. Ah, ecco, scusa, scusa. sì, no, lasciami perché siccome mi Sì, sembrava di sì, sì. ricordarlo, volevo cogliere il tuo caso per... Allora, il tuo è un caso che in termini generali ci permette di porre l'argomento rilevante per un'organizzazione di volontariato di gestire il ciclo di vita professionale delle persone. In che senso? Nel senso che il ciclo di vita della persona che vuole fare volontariato non è stabile nel tempo, nel senso che tu puoi avere la willingness to cooperate, la disponibilità a lavorare non per te, ma per il bene comune, può modificarsi di intensità e di orientamento in momenti diversi del ciclo di vita professionale. Allora questo è molto interessante secondo me per un'organizzazione di volontariato in generale, perché il gubitta di turno che sono io, a 20 anni posso essere il ragazzotto sguinzagliato per la città, per Padova noi ci siamo a portare durante il lockdown, una volta che magari ho completato gli studi, potrei mettere a disposizione come volontario potrei essere impiegato in un altro job e poi ho il diritto di fare il nonno vigile alla fine. Scherzo, scherzo, sto scherzando, lo step finale è il nonno vigile. Però ecco, questo ha due implicazioni, Bettina, che sono importanti. La prima è che l'organizzazione di volontariato deve dotarsi di
la mentalità, oltre che degli strumenti, per seguire la persona che fa volontariato nel tempio, per avere dei rapporti periodici, per cogliere la willingness to cooperate che cambia nel tempo e anche la disponibilità a dire: Gubita, guarda, tu sei un docente universitario, certo, hai anche un passato da cameriere, che è vero, vai alle cucine popolari, a prescindere, e magari è quello di cui io ho bisogno, cioè, ecco. Allora anche questo secondo me è un tema importante, quindi ruoli non cristallizzati, non dico una job rotation per evitare di metterla troppo sul difficile, ma poco ci manca. Ecco, la tua esperienza, se la sintetizzi, è interessante da questo punto di vista, perché tu ne sei l'incarnazione, se vogliamo, di Don Dante o Don Luigi, non so, che ti ha fatto, diciamo, delle proposte di cooperazione diverse, che soddisfavano logiche diverse. Prego. Sì, no, non so, condivido perfettamente questo pensiero, anche se, no, non è anche. Quindi questa possibilità di cambiare ruolo assolutamente è importante, però ecco, deve essere, come abbiamo già detto all'inizio, siccome il volontariato in generale ha bisogno comunque di professionalità, ecco, deve essere un cambiamento che accompagnato allora da un'ulteriore formazione, cioè l'improvvisazione, cioè il volontariato non ha bisogno di improvvisazione, ecco, però è verissimo che questi cambiamenti di ruoli possono assolutamente avvenire e sono anche una ricchezza, ecco, all'interno di un'organizzazione, Sì. Possono anche sicuramente. fare attività, adesso la metto, perché quello che succede nelle aziende oggi per la carenza di professionalità, ad esempio in certi ambiti, logiche di questo tipo possono favorire approcci di Sì, mentoring, di reverse mentoring, quindi certo. trasferimento di competenze che sono cose che nel mondo dell'impresa for profit si fanno per necessità, per- Mhm. e nel mondo del volontariato potrebbero diventare il Certo, modo per creare, no, per non disperdere il valore, per non ancorarlo alla presenza di alcune persone. Sono cose non sicuramente. difficili, e che Sì, e possono questo essere. secondo me lo si può proprio fare perché diventa una ricchezza, curando quel capitale umano che è il valore di qualsiasi organizzazione. Quindi il tenere sempre fidelizzato, ecco, questo capitale umano che è il valore appunto delle organizzazioni di volontariato, ecco, permette anche di cogliere, ecco, quelle magari che possono essere le aspettative, che possono cambiare nel tempo e quindi rigenera anche l'organizzazione stessa. Ah, sì, sì, A te confido. fermo restando le stelle polari, no? Che indicano il senso, proprio i valori di fondo e quindi in qualche modo Certo, alimentano continuamente la motivazione, saper accogliere anche i cambiamenti, la voglia di crescita, la voglia di sperimentazione, dei volontari che possono non essere sempre le stesse persone nel tempo, sì, avere sì, anche sì, interessi diversi, avere inclinazioni diverse, proprio perché succede qualcosa nella loro vita o perché scoprono qualcosa di nuovo o perché magari si sono stancati anche pensano di aver, come dire, ricavato tutto quello che potevano imparare da una certa cosa e hanno voglia giustamente, insomma, di sperimentarne altre. Fortunata è quell'organizzazione che riesce proprio a essere così in qualche modo accomodante rispetto a questa evoluzione naturale dell'essere umano che cresce e si sviluppa giorno per giorno, che poi appunto riesce a basare su questo, su questa apparente fluidità, apparente come dire, aleatorietà, no, dei ruoli, riesce a fondare su questo in realtà una grande forza, proprio e certo. i 70 anni del QAM, prima accennavo al compleanno, insomma, i 70 anni che abbiamo festeggiato, insomma, in maniera un po' così, insomma, Sì. particolare e limitata purtroppo, Limitata, sì. ma recupereremo, no? Perché so che Recupereremo. Sì. certamente. Comunque i 70 anni del QAM sono lì a testimoniarci che, insomma, è possibile farlo e questo è un esercizio quotidiano che chi ha responsabilità dentro l'organizzazione deve imparare ad abbracciare e portare avanti.
E ci sono stati un po' di commenti, Paolo. C'è Giancarla Fassina che all'inizio, nella tua introduzione, già ti diceva: aspetto la risposta sulle criticità perché è effettivamente una complessità. Ho aspettato a chiamare in causa questo commento perché ero sicuro che sarebbe successo poi quello che è successo, cioè che effettivamente abbiamo visto insieme a Bettina, che ringrazio tantissimo per Grazie a voi. la qualità, la modalità, la chiarezza del suo intervento, abbiamo fatto vedere quanto è complessa effettivamente la cosa, quindi che tutte queste criticità che ci sono vanno affrontate volendo tirare un filo conduttore, diciamo, tra tutte le cose che sono state dette, con serietà, accogliendo le cose appunto con impegno, mettendoci la testa, ma mettendoci anche il cuore, sapendo che è il senso, il motore che muove e alimenta un'organizzazione. E poi c'è un commento di Simone Idro Ariot, che fa riferimento invece al ruolo del volontariato che può in qualche modo andare a inficiare il lavoro professionale di figure che dovrebbero essere giustamente retribuite e retribuite il giusto, oltre che esserlo, insomma, perché a volte c'è questa commistione tra volontariato e lavoro che abbassa anche il reddito e le aspettative rispetto a dei certi ruoli di lavoro. Di questo abbiamo parlato, non l'ho chiamato in causa prima perché abbiamo parlato la settimana scorsa con la professoressa Adriana Topo, è un tema delicatissimo, abbiamo detto alcune cose nell'incontro scorso, i confini anche lì con la stessa chiarezza che Bettina chiamava in causa rispetto anche ai processi di selezione, di recruiting, ma anche di allontanamento nel momento in cui si capisce entrambi che non è più cosa, insomma, stare insieme, non si è più allineati rispetto al senso delle cose che si fanno. Ecco, la stessa chiarezza bisogna averla anche nei ruoli tra volontariato e lavoro. Penso che sia veramente l'ABC di una sana organizzazione di volontariato. E più in generale nella società, guardando un po' a volo d'uccello ciò che è la comunità umana, bisogna che il pubblico e chi ha un ruolo, insomma, che deve investire su certi servizi, su certe cose, debba anche mettere nelle condizioni i professionisti che hanno le competenze corrette di fare un lavoro su certi aspetti. E il volontariato, insomma, dedicarsi a quello dove in cui è giusto chiamarlo in causa, insomma. E sono le riflessioni che abbiamo fatto settimana scorsa, quindi invito Simone ad andare a vedere il video di giovedì scorso. Sempre Giancarla ti fa i complimenti, Bettina, per il tema su come vada nutrita la motivazione, ed effettivamente è una cosa, insomma, su cui siamo d'accordo ed è una bellissima affermazione da fare e da ricordare sempre alle organizzazioni. E poi il tema che ha ripreso anche Paolo prima, cioè il fatto che il QAM sia un'organizzazione grande, complessa, articolata, con sedi ovunque, con tanti volontari, dipendenti, eccetera, mentre nelle piccole organizzazioni magari le dinamiche sono un po' diverse e nelle piccole organizzazioni magari il problema diventa la criticità, come dice Giancarla, può diventare il protagonismo, l'eccessivo protagonismo magari di qualcuno che è quello, insomma, apre questo commento a quello con cui volevo chiudere poi questo nostro incontro, perché direi che, come nei 4 incontri precedenti, anche questa sera abbiamo toccato alcuni temi, abbiamo fatto alcune esplorazioni e si sono aperti scenari di approfondimento, di riflessione che sicuramente possono dare vita a tantissimi altri contenuti e ospiti e riflessioni. Paolo, hai aperto il microfono? Non so se... No, volevo solo aspettare che tu finisci per salutare, per dire che sono d'accordo con te, by definition. Quindi appunto colgo questo commento e questa apertura proprio per dire, insomma, penso che questo ciclo di seminari sia stata una bella sperimentazione. È stata una cosa molto innovativa rispetto anche al Centro Servizio Volontariato e il Dipartimento di Scienze Economiche, quindi insomma è stato veramente un primo passo. Non sapevamo dove ci avrebbe portato, però sapevamo che la motivazione e il senso di quello che stavamo facendo erano forti, e penso che gli incontri con gli ospiti, che è giusto ringraziare, che hanno portato il loro punto di vista e le loro competenze in maniera sempre interessante,
hanno dimostrato la bontà di questa intuizione. E quindi volevo veramente solo chiudere dicendo appunto che anche con l'amico Guido Zovico e con Emanuele Aleci e un po' di persone insomma che stiamo coinvolgendo in questo percorso, sicuramente insomma chiuso questo ciclo se ne aprirà un altro. Prego Paolo. Niente, io ringrazio Nicolò, ringrazio tutte le persone, ringrazio te Bettina chiaramente Grazie a voi, grazie a per aver voi. accettato di essere qui stasera con noi. Direi che siamo partiti dal macro, dagli aspetti più di finanza, di impatto, di comunicazione, di diritto del lavoro per andare poi nei processi gestionali e secondo me insomma abbiamo fatto un percorso che non è esaustivo e non aveva l'obiettivo di essere esaustivo, coprire tutto e coprire tutto in maniera approfondita, ma sicuramente abbiamo provato a sperimentare una collaborazione su un ambito e con modalità diverse da quelle tradizionali che speriamo dia buoni frutti anche per il futuro con la collaborazione poi di vari attori del territorio. E con questo direi che possiamo anche salutarci, insomma, no? Certo. Lascio a te, Nicolò, chiudere. Grazie. Grazie ancora Bettina, grazie Paolo. Grazie a voi per essere stata invitata, mi ha fatto molto piacere. Bene. A presto. Alla prossima, ciao a tutti e a tutte. Ciao. Arrivederci. Ciao, ciao, ciao.